caffè con l'esperto è offerto da Top Salus e Uno Magazine. Ben ritrovati ad una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Sono Claudio Campagnolo, siamo al Caffè Pedrocchi in Sala Bianca e oggi abbiamo il piacere di ritrovare Gianni Barison, direttore generale di Banca Patavina. Bentornato Gianni. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con questa importante banca del territorio che stava per nascere e vorrei che tu ci raccontassi l'origine di questa nuova iniziativa bancaria. Intanto un grazie anche per questo invito, per aver rinnovato l'opportunità di comunicare con voi e con i clienti della banca. L'origine, il nostro mondo ha attraversato in parte e sta attraversando un periodo di evoluzione. Arriviamo con Banca Patavina, il nome Patavina da Patavium, volevamo significare la volontà di radicarsi ancora di più in modo più significativo sul territorio padovano. Come? Mettendo assieme le due realtà, quella della ex Pieve di Sacco e la ex Sant'Elena. Ci siamo riusciti grazie a un'attività di preparazione, grazie a un lavoro congiunto che i due consigli di amministrazione hanno messo in piedi e che i soci di queste due ex realtà hanno pienamente all'unanimità approvato. Oggi Banca Patavina, una realtà che si distingue nel territorio regionale. Banca Patavina rappresenta, per dimensioni e struttura patrimoniale e volume d'affari, per farci capire bene, una delle prime 30 banche a livello nazionale, presiede territori con 37 sportelli, sviluppa asset per 3 miliardi e 300 milioni circa e impiega al proprio interno 330 collaboratori. Voi fate parte del gruppo bancario ICREA. Cosa significa? Tutto nasce nel gennaio del 2015, quando appunto con il oramai noto decreto legislativo si auspica una riforma del mondo del sistema bancario, in particolare delle popolari, di cui abbiamo sentito parlare, e del credito cooperativo. Nascono al nostro interno due capogruppo, il gruppo bancario ICREA e la Cassa Centrale Banca, radicata in quel di Trento. Il gruppo bancario ICREA con sede a Roma, parte delle società dislocate a Milano, conta oggi 140 banche, esprime 2.600 sportelli disseminati nel territorio nazionale, anche se, va detto da sempre storicamente, nel territorio del nord-est, Padova in particolare, è nata la prima allora Cassa Rurale e ancora oggi, al di là della razionalizzazione degli sportelli, che il numero più consistente e le masse, i volumi più rappresentativi del gruppo ICREA continuano a rimanere nella nostra area del nord-est e in buona parte nella zona della Lombardia. Ma ripeto, 140 banche disseminate, come si dice, da Bolzano a Pachino, 22.000 dipendenti, 2.600 sportelli, anche nelle isole, Sicilia e Sardegna compresa, e circa 150 miliardi di asset. Oggi il gruppo bancario ICREA rappresenta nell'insieme del panorama nazionale il quarto gruppo a livello nazionale. Torneremo tra pochi secondi per parlare con Gianni Barison e capire come una piccola banca del territorio può agevolare anche il lavoro presso i propri correntisti facendo parte di un grande gruppo come appunto il gruppo bancario ICREA. Tra poco.
Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. È possibile essere una banca del territorio, quindi con dimensioni ragionevoli e ragionate, però allo stesso tempo avere anche le spalle coperte o larghe, se così vogliamo dire, appoggiandoci ad un grosso gruppo bancario come quello a cui voi fate riferimento? Credo sia fondamentale. In realtà quello che la nascita dei gruppi bancari e del nostro gruppo in particolare ci ha consentito è proprio questo, l'opportunità di avere una banca locale radicata nel territorio con una gestione nazionale. Si parla di glocalismo e credo che il credito cooperativo lo rappresenti in modo molto efficace. In questi ultimi anni ci sono stati passaggi difficili di criticità dove la fiducia e la sicurezza nel mondo bancario è ulteriormente scesa. Oggi il credito cooperativo, grazie al fatto di essere entrato in un gruppo bancario, non è più visto e considerato né dai clienti né dai regolatori e tantomeno dalla vigilanza come la piccola banca di territorio. Oggi è il melograno, che è il frutto che più di altre cose ci rappresenta, lo esprime bene. Tante piccole realtà locali all'interno di un contesto generale che ci ha permesso di trasmettere anche alle comunità e ai nostri clienti due concetti fondamentali. Il primo, maggiore sicurezza. Maggiore sicurezza perché oggi il cliente di banca aspetta, prima ancora dei rendimenti, prima ancora del servizio, aspetta la sicurezza. Quindi essere entrati nel gruppo bancario ICREA ci ha dato l'opportunità di trasferire, al di là dei detrattori, maggiore sicurezza alla clientela. Primo. Secondo passaggio, molto importante, l'opportunità anche per queste piccole banche locali, diciamocelo Claudio, le uniche rimaste nel panorama nazionale, diciamolo chiaro e tondo, è guardato queste piccole banche locali l'opportunità di continuare a investire con investimenti che ci permettono di guardare il futuro in modo più sereno e più competitivo anche rispetto ai più blasonati colossi nazionali e internazionali. Credito cooperativo, voi venite dal credito cooperativo. Dalle casse rurali. Dalle casse rurali, benissimo, ma la parola credito è quella che mi rivolgo agli imprenditori all'ascolto, ai commercianti, ma anche alle famiglie che magari chiedevano un mutuo. Chiudere i cordoni della borsa da parte dei soggetti bancari in questi anni che ha creato così tanto disagio sia nel mondo imprenditoriale ma anche nelle famiglie stesse. Come li vedi i prossimi anni? Ci sarà una riapertura così fiduciaria, chiamiamola in questi termini, e si riaprirà il dialogo fra gli imprenditori e gli istituti di credito, ad esempio come il vostro? Ma guarda, su questo bisogna essere chiari per non ingannare o illudere nessuno. Vorrei fare 3 considerazioni. La prima, la stretta sul mondo creditizio ha riguardato tutto e tutti. A mio avviso, ti provoco e provoco i nostri ascoltatori dicendo era anche necessaria. Il regolatore è intervenuto non ieri, ma diversi anni fa, con una normativa che oggi ha reso le banche sotto questo aspetto, se non uguali, molto simili. Quindi vi era la necessità di un rinnovato rigore, di una rinnovata disciplina anche nel mondo del credito. Oggi fondamentalmente il credito da parte di tutti, di tutti gli istituti a ciò autorizzati, viene erogato non più dando la priorità determinante un tempo al supporto delle garanzie, ma il presupposto necessario per tutti, anche per il piccolo imprenditore, per le PMI,
nostra clientela ordinaria, tanto più per la grossa industria e comunque il manifatturiero in genere e il cosiddetto corporate, non più su base delle garanzie ma sulla base delle capacità di produrre reddito. Si dice in termini tecnici la necessità che vi siano flussi di reddito al servizio del debito. Quindi era necessario. Qual è il punto però distintivo del credito cooperativo? La capacità comunque e la volontà di affiancare il privato, le famiglie e le piccole medie imprese, che sono quelle che caratterizzano tutto il nostro tessuto economico e sociale del piovese, del clodiense, dell'estense e del nostro territorio padovano. Top Salus. Soluzioni premium per la salute. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. Chissà se Banca Patavina è interessata al mondo assicurativo. Io so che voi avete un tratto che vi caratterizza, che è, tra virgolette, la coccola al cliente. È l'evoluzione che sta registrando Banca Patavina, quella che tende a caratterizzare un po' tutto il sistema bancario è l'evoluzione verso la consulenza. Il cliente oggi deve essere coccolato, un pochino come quando si va al distributore. Ecco, il distributore diverso è approcciarsi al distributore per far benzina, diverso è che quel servizio, oltre la benzina, tu possa anche godere della coccola che quel distributore ti fa lavandoti il vetro, riservandoti quell'attenzione in più. Racconto questo perché è la differenza, a mio modo di vedere, tra il grande sistema bancario, oramai sempre più meccanizzato, macchine, supporti, self, e il credito cooperativo. Anche se pure noi dobbiamo evolvere in quella direzione, l'attenzione, la disponibilità, il sorriso. Pensa che persino nei contratti di assunzione di lavoro prevediamo il sorriso da parte dei dipendenti da riservare alla clientela. E questo credo sia un passaggio significativo, ci vorrebbe un'intera trasmissione per rappresentarlo, ma ho voluto cogliere questa opportunità per comunicarlo ai nostri clienti. All'interno della consulenza, e mi rivolgo ai clienti in particolare, sempre più dobbiamo approcciarci alla banca, sicuramente a Banca Patavina, non per la fornitura di denaro, non per eseguire l'operazione, ma per chiedere informazioni, per ottenere dei punti di vista della consulenza, anche in campo assicurativo. Stiamo investendo molto in questo settore. Un messaggio chiaro ai telespettatori. Non dobbiamo più approcciarci all'offerta assicurativa provocando paure e timori. Generalmente sottoscriviamo una polizza per timore. Noi stiamo educando i nostri collaboratori ad aprire, sottolineare, spingere l'offerta assicurativa per coprire dei rischi. Noi dobbiamo assicurarci perché limitiamo rischi sulla persona e sul patrimonio. Dobbiamo gioire di fronte a una opportunità, non sottoscrivere un'assicurazione perché abbiamo il timore di perdere qualcosa, ma perché vogliamo coprirlo. Pensa, Claudio, e mi taccio, che in Italia c'è moltissimo spazio, anche nel nostro territorio. Spendiamo 107 miliardi in gioco, la ludopatia purtroppo è un tema dedicato anche per l'Italia che occupa i primi posti nel mondo e spendiamo solo 7 di questi 107 miliardi in coperture assicurative.
C'è molto da fare e noi ci stiamo attrezzando per offrire al cliente queste opportunità. Quindi niente timori ma rassicurazioni che provengono appunto da Gianni Barison, direttore generale di Banca Patavina. Io ti ringrazio e grazie a voi che ci avete ascoltato ancora una volta qui ad Un Caffè con l'Esperto. Un caffè con l'esperto è stato offerto da Top House e Uno Magazine.